Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie: edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lagopesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando: 31 maggio 2026. Premiazione: 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line: 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Amici di Officina Mediterranea, benvenuti, bentornati a tutti coloro che ci seguono in diretta su Facebook e su YouTube e a coloro che per ovvie ragioni ci seguiranno in differita. Questa di stasera è la puntata numero 164 di Alma Culturas, il nostro format dedicato ai libri e agli autori. Quindi saluto la compagna di viaggio, la nostra scrittrice Giovanna Di Stefano, bentornata. Buon pomeriggio a tutti. E la nostra ospite Michela Minini. Buon pomeriggio, grazie per l'invito, ringrazio voi, il pubblico che ci ascolta, sia adesso che in differita, quindi grazie di cuore per l'opportunità di presentarvi uno degli ultimi libri, quindi grazie di cuore veramente. È un piacere. Prima di darvi la linea... A te la parola, tesoro. Tutta tua. Prima di darvi la linea a voi, vi ricordo, come avete visto dal video, che il nostro concorso Sotto lo stesso cielo, con il doppio tema sociale, abbraccia tutti i temi sociali, compresa inclusione e sport, e dall'altra parte quello storico, sta per scadere il 31 maggio, quindi forza e coraggio. Per qualsiasi informazione scriveteci, contattateci tramite la pagina, come volete, noi siamo a disposizione, anche perché dopo questo concorso adesso non li mettiamo tutti uno dietro l'altro a dirveli, perché sta per scadere questo e ci concentriamo su questo. Poi sapete già che c'è anche quello sul tema mediterraneo dall'Alma Adriatica, ci sarà quello a Napoli dedicato al giallo, thriller, mistero, noir, eccetera, e poi ci sarà quello della scienza a Foggia, e poi ritorneremo a Matera con la magia del Natale e tutto quello che riguarda il mese di dicembre. Vi lascio non prima di parlarvi del nostro 5 per 1000, siamo in fase di 7:30, sapete che siamo un'associazione, una PS, un'associazione culturale, ente del terzo settore, quindi se voi non avete già impegni vi chiediamo di destinare il vostro 5 per 1000 a Officina Mediterranea. A voi non costa nulla, per noi vale tantissimo, perché riusciamo a realizzare, grazie a questo 5 per 1000, tantissime iniziative che possono essere festival culturali e tutto quello che stiamo facendo. Nel caso il nostro codice fiscale è 9610435072, ma lo troverete anche sulle nostre pagine e gruppi Facebook che abbiamo. E detto questo, io cedo la linea alle signore, ma ovviamente come al solito non prima di aver mandato la sigla. Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanna Di Stefano e ringrazio il presidente Donato Rinaldi di Alma Culturas Libri e Autori per la puntata odierna numero 164, che mi dà la possibilità di presentare sui canali Facebook e YouTube di OM Officina Mediterranea
la bravissima autrice ligure Michela Minini con il suo libro dal titolo Passato o Robot, Family Editore. Prego, se vuoi salutare. Io ormai chi mi conosce il significato e il simbolo catardico che faccio sempre per tutti quelli che non sentono, quindi vi saluto con le mani e adesso iniziamo. Ringrazio tantissimo sia Donato che te Giovanna dell'invito, tutti gli spettatori che ci seguiranno adesso in differita nei prossimi giorni sui canali YouTube e Facebook e quindi grazie di cuore sempre per essere sostenitori attivi di quello che sto facendo e quindi grazie di cuore per la, la giornata che mi avete dedicato con voi. Bene, adesso leggo la tua biografia, così ti conoscono meglio. Michela Minini è una scrittrice e poetessa ligure, nata a Savona l'8 dicembre del 1980 e cresciuta a Cairo Montenotte. Si definisce mamma a tempo pieno, con la passione per la scrittura, attività che ha intrapreso con particolare intensità come progetto di vita in memoria della sorella scomparsa. È un'autrice e artista sensibile. Attraverso una scrittura multidisciplinare esplora il dialogo tra tecnologia e anima. La sua ricerca si concentra sul valore dell'imperfezione e della fragilità come tratti distintivi dell'essere umano in un mondo sempre più automatizzato. Adesso leggo anche la sinossi e poi passiamo alle domande. In un futuro non troppo lontano, l'algoritmo ha cessato di essere un semplice strumento di calcolo per farsi architetto invisibile della realtà. In questo mondo iperconnesso e predeterminato, ogni scelta è prevista, ogni desiderio è suggerito e ogni emozione catalogata prima ancora di essere vissuta. Questa opera bilingue non è una semplice raccolta di testi, ma un viaggio intermediale e linguistico che fonde la profondità introspettiva. La parola scritta si fa carne e il codice si fa poesia, muovendosi in un territorio di confine dove la tecnologia non è più un accessorio, ma la pelle stessa della nostra esistenza. È un libro bilingue italiano-francese. Domande, parlaci di te. Allora, io sono una mamma a tempo pieno e scrivo proprio per passione da tantissimo tempo, da quando ero bambina. Mi piace esprimermi in tutte le sfaccettature dell'arte, dalla scrittura al dipingere, al creare poesie, al creare tutto ciò che concerne di creatività. E che dire di me? Partecipo a tante cose, a tanti eventi, mi diverto conoscere le persone e capirle e tutto ricavato dei miei libri va in beneficenza al Pediatrico di Savona. Ringrazio tantissimo il dottor Gaiero, tutti i suoi collaboratori e soprattutto le principesse in corsia che donano tanti sorrisi, tanti regali e il proprio tempo, ovviamente così quando riescono e cercano di far ovviamente apprendere meglio le terapie con il proprio operato. Ed io tutto ricavato va proprio a loro in particolar modo e collaboro con alcune associazioni di cui Pippo Vagabondo, la quale oggi pomeriggio ho fatto i salti mortali per venire da voi perché ero con loro fino a mezz'oretta fa circa. E anche loro sono un'associazione di integrazione di ogni genere e quindi sono nel sociale, io amo dare agli altri. Bene, parlaci del libro. Il Siamo libro è curiosi. il libro è nato da un progetto un po' assurdo. Guarda, tutto è nato che ho visto un concorso sopra a internet
E da lì è nato tutto. Da quell'Egypt io ho fatto il libro, praticamente passato e futuro, perché ho messo in moto la famosa intelligenza artificiale che tutti noi diciamo, ma vedendola come il pittore cosa farebbe con l'intelligenza artificiale è un tablet. Perfetto. Quindi è nato questo filo rosso del passato portandolo nel futuro. Quindi una persona dell'800 cosa avrebbe fatto con l'intelligenza artificiale e un tablet? Beh, E da lì posso solo spoilerare, passatemi il termine ormai giovanile, che questa persona viene catapultata nella stanza attuale nel 2026 e comincia a non cioè cerca di assaporare quello che adesso noi tocchiamo con mano. Lui era abituato a disegnare con una tela, a sentire gli odori della pittura, con mano a sporcarsi e non poter correggere gli errori. Invece con un tablet si può fare. E tutto e poi ovviamente l'intelligenza artificiale compare in altre storie, perché sono delle storie bilingua, come dicevi te poc'anzi, italiano e francese, perché mi piaceva proprio rendere omaggio a Monaco e alla Francia. E poi chissà se qualcuno vorrà scriverlo anche in altre lingue, ben venga. E nello stesso tempo queste storie le ho fatte anche come spezzoni teatrali e anche incipit per dei film, proprio perché adesso se ne parla tanto di intelligenza, quindi ho detto: "Perché non cercare di metterli dentro i racconti?" Quindi questi robot cosa fanno? Viene chiesto, cioè è tutto un filo rouge proprio dei nostri tempi. bene. E della copertina del libro? Parlaci. Allora, la copertina del libro che faccio vedere, praticamente, cos'è? Mi sono messa io sopra la tela, quindi questo pittore dipinge me nel passato, come proprio passato. E poi c'è un punto interrogativo per dire: vuoi il passato o vuoi il robot? E il robot sono io raffigurata con il mio viso. Poi sotto c'è una dedica mia, è proprio per dire: cosa faccio? Prediligo il passato o vado con i robot? Secondo me ci dovrebbe essere un incontro a metà. Perfetto. Allora, adesso leggo una pagina del tuo libro, e poi tu Okay? risponderai alle altre domande e ne sono arrivate anche da fuori, per cui Perfetto. riposati. Il pittore del passato. Il pittore del passato si svegliò seguendo la luce del mattino, come aveva sempre fatto. Sebbene la macchina del tempo l'avesse trascinato in un'epoca estranea, poco importava. Ciò che contava era vedere un'alba in più. Si sentiva vivo e pronto ad assaporare l'esistenza, oltre il vetro appannato dalla rugiada. Il cielo nasceva lentamente. In quei riflessi incerti riconobbe qualcosa di familiare, i colori timidi che appartenevano solo ai primi istanti del giorno. La sua anima regnava ancorata a un mondo di tele ruvide, mani sporche di pigmenti e attese lunghe quanto le stagioni. Era stato un maestro del segno, un artista capace di cercare l'essenza del mondo, strato dopo strato, pagando ogni scoperta con la propria inquietudine. Un bussare discreto interruppe i suoi pensieri. Entrò il maggiordomo, un giovane nato e cresciuto nel nuovo millennio, con il futuro tatuato nello sguardo. Luis era l'esatto opposto del maestro pallido, smirzo, con capelli ricci neri come inchiostro e due perle verdi al posto degli occhi che osservavano il mondo con incessante curiosità. Portava con sé un oggetto sottile e luminoso, simile a una lastra di vetro priva di peso.
Buongiorno, maestro, esordì con rispetto. So che per lei il tempo è un corretto confuso, ma vorrei mostrarle come disegniamo noi oggi. Gli porse il tablet, l'anziano artista lo studiò come si guarda un oggetto impossibile. Lo rigirò tra le dita, diffidente, notando l'assenza di trama, di odore e di resistenza. Persino il pennino era privo di inchiostro, sbigottito pensò a una tela senza anima. Bellissimo. Quando hai iniziato a scrivere? Siamo curiosi. Allora, quando ho cominciato a scrivere questo racconto, parliamo così di 2 anni fa. E invece quando proprio ho cominciato a scrivere le mie prime parole, le ho cominciato a scrivere quando avevo 6, 7 anni a scuola. Quindi, tantissimo tempo fa e tanti hanno ancora i miei diari, ma tuttora hanno i miei diari, tante persone, perché io continuo, a prendere, a scrivere imperterrita e mi escono così le frasi, i racconti e mi piace regalarli. Mi piace regalare ciò che penso, ciò che sento, quindi da sempre possiamo dire. Brava. Quali sono i generi letterari che ami? I generi letterari che amo sono tutti, soprattutto di persone che conosco, tipo i tuoi racconti, i racconti dei nostri amici, i libri, perché come dirò sempre, quelli scolastici li conosciamo tutti, dovremmo conoscere chi ci circonda, soprattutto quelli attuali. Vedere come scrivono, come vogliono cambiare la scrittura e il modo di farla la scrittura. Quindi io amo tutto ciò che concerne la novità. Brava. Quale messaggio vuoi trasmettere ai lettori? Il lettore io voglio trasmettere il messaggio che anche dare poco, un sorriso, un abbraccio, un momento d'ascolto vale più di 1000 parole e di gesti, perché l'ascoltare qualcuno vuol dire dare del proprio tempo ed è tantissimo, perché ormai è un mondo che non ascolta più, è talmente frenetico che non si ferma ad ascoltare. È vero. A che pubblico è rivolto? A tutti. Io quando scrivo i miei libri sono rivolti da chi ha 2 anni, vabbè, dai bambini piccoli che i genitori leggono e dai 90 anni in su, perché secondo me tutti i racconti, che siano gialli, storie, poesie, haiku, storie vere di tumori, di persone, libri molto più tosti, eccetera, secondo me bisogna sempre lasciare una logica e un pensiero che va scoperto solo leggendolo, ma sempre molto interiormente. È vero. Che progetti hai? Progetti futuri? Tanti progetti futuri, c'è tanta roba in pentola che non dico per scaramanzia, se per assurdo mi vedrete da qualche parte, votatemi, votatemi, votatemi. Dove troviamo il tuo libro? Allora, questo libro qua lo trovate su ogni portale telematico e soprattutto nella casa editrice della Family Editore. Perfetto. Così non facciamo Adesso ho facciamo visto proprio che in sono... generale. Benissimo. Ho visto che sono arrivate tante domande. Se gentilmente il presidente Donato Rinaldi vuole stamparmeli, comincio. Bravissimo. Ma secondo te Okay. questo libro è più una poesia moderna o una specie di racconto sul futuro che stiamo già vivendo? Nessuno delle 2. Questo libro qua sono storie per bambini che ho cercato di estrapolare nel mio vissuto e trasportarle nel presente per un futuro. Quindi sono state le mie vicende personali fatte in occasione per un futuro. Bene. Allora, il signor Donofrio Saverio ci saluta da Potenza e ti chiede, l'idea degli algoritmi che decidono per noi è fantasia o ci siamo già dentro fino al collo? Secondo me gli algoritmi che decidono per noi c'è sempre stato, solo che adesso è plausibile. Prima
nessuno se ne dava un'idea perché non se ne parlava, ma c'è sempre stato l'algoritmo. Gabri Gaio ti scrive: che cosa pensi dell'ecodigital? Ecodigital. Ma ti dirò nulla di che. Poi? Stefano Amato ci saluta da Avellino. Quanto resta davvero libera una persona in un mondo dove tutto viene suggerito prima ancora che lo scegliamo? La persona libera lo sarà sempre dal momento che si pensa dal cuore e scrive con la propria testa e fa tutto ciò che pensa, quindi è sempre libera, basta volersi essere libera. Michele De Simone, usare la perfezione dell'AI, intelligenza artificiale, nelle varie espressioni dell'arte, secondo lei, non potrebbe sterilizzare l'eventuale errare dell'umano? Non so risponderle per il motivo che l'intelligenza artificiale non bisogna proprio usarla, perché dal momento che viene usata il cervello va in default. Quindi ciò che uno scrive deve essere dal proprio pugno, dal proprio pensiero. Quindi non mi sono mai posta quella domanda. Silvio Tenti ti scrive, ci saluta da Campobasso, tutta l'Italia. Questo robot del titolo è una macchina o siamo noi stessi quando viviamo solo di automatismi? Questo robot del libro l'ho preso come robot fisico, perché adesso si parla tanto di robot, sai, fanno le faccende di casa, lavano i piatti, mettono a posto, perché per quanto uno pensi, ormai ci sono anche questi robot, è tutto preso proprio. Ce l'avete presente un telefilm degli anni '80, senza fare pubblicità? Che sembrava tanto assurda la macchina nera, così non facciamo proprio pubblicità, però si capisce delle nostre epoche, ecco. Lui era già proiettato per il futuro e io ho cercato di fare un qualcosa proiettato per il futuro. Bene. Fabio Bonavoglia ci saluta da Matera. Se il passato rappresenta i ricordi e il robot rappresenta il futuro, chi vince tra i due nella vita di oggi? Come dicevo poc'anzi, la parte che sta in mezzo, nessuno dei due, la parte in mezzo. Vabbè. Maria Belle! Iurino, Dimmi. Maria Iurino ti scrive. Lei ha detto che possiamo immaginare il pittore del passato che prova a correggere con un clic i suoi errori. Ma cosa pensa dei bambini di oggi che con i nuovi strumenti tecnologici non hanno più tempo di annoiarsi in quanto abituati a risposte molto immediate e veloci? Ma io sono sempre stata molto immediata e veloce senza anche non avere un click di una volta, perché sono nata nell'era che i click non esistevano, sono nati molto dopo. Quindi io sono molto concisa, diretta, essenziale, con 3 righe ti dico ugualmente, quindi senza click che è la stessa identica cosa. Giacomo Tortorella ti scrive: questo tipo di poesia può arrivare anche ai giovani o rischia di restare troppo di nicchia? Innanzitutto ciò che io scrivo sono non tanto vabbè questo qua è un libro, non è di poesia, ma di racconti brevi, fiabe, passiamoci il termine, ma anche quando scrivo le poesie sono della vita stessa che vivo, quindi non rimane di nicchia, perché ognuno si può raffigurare in quello che io scrivo, perché sono cose che a me accadono, ma possono accadere a tutti. Perfetto. Tiziana Gentile saluta dalla Toscana. Ti fa più paura un mondo controllato dagli algoritmi o uno dove non c'è più memoria del passato? A me non fa paura niente, sinceramente. Quindi la risposta è nessuno delle 2, perché vivo sempre con la mia testa, quindi poi può succedere cosa vuole che a me sinceramente vivo, non mi pongo il problema. Aldo Suriano ci saluta da Mantea. Che Alla bel fine, posto!
Scusa. Alla fine, siamo noi che usiamo la tecnologia o è la tecnologia che sta imparando a usare noi? La tecnologia c'è sempre stata già dagli albori dei primi anni, perché se ci pensiamo alla televisione è tecnologia, quindi sinceramente è un dare per avere con la tecnologia e noi per dare. Bene. Corrado Dorce ti chiede, se un algoritmo ti conosce meglio di te stesso, chi sei davvero? E ci saluta da Palermo, eh? Ciao Palermo, ciao caro, l'algoritmo non mi potrà mai conoscere meglio di me stessa, perché io mi conosco talmente bene che nessuno mi conosce bene come io mi conosco io interiormente. Per quello sono così. Spontanea. Lo sai, Giovanna, sono Ti onesta, sono conosco, ti sempre conosco, ti conosco. Cioè Maria Iurino ti chiede, infatti io mi riferivo ai bambini di oggi, non a lei. Maria Quindi la Iurino ti domanda, scrive, aiutami, me la ripeti adesso perché io rispondo di getto sentendo la domanda. se ci rimanda indietro la domanda. E Questo chiedo qua. scusa alla Allora, signora lui ha allora. detto che possiamo immaginare il pittore del passato Sì? che prova a correggere con un clic i suoi errori. Ma Mhm. cosa pensa dei bambini di oggi che con i nuovi strumenti tecnologici non hanno più tempo di annoiarsi in quanto abituati a Abituati. risposte molto immediate e veloci? Che comunque i bimbi adesso dovrebbero fermarsi un attimo, cercare di pensare che quel click, si può sempre ricancellare, perché la vita comunque è un susseguito di sfumature e di innovazioni. Oggi è una cosa, domani ne può essere un'altra, quindi può essere sia cancellata, rimodernizzata e automaticamente cambiata. Io spero che sia Genia stata esaustiva stavolta. Genia Solfi ci saluta da Perugia. Ti fideresti di una vita già prevista se fosse più semplice? No, assolutamente no. La vita è bella perché bisogna viverla in tutte le sue concentrazioni, alti e bassi, belle e brutte le situazioni, ma bisogna vivere, se no sarebbe monotona e piatta. Come si dice, la vita è bella perché varia, come si dice. Bravissima, bravissima. Federico Arcuri da Ah, Siena ti chiede, ha scritto Suena, ma penso che sia Siena, se dovessi riassumerlo in una frase, speranza o inquietudine? speranza per un futuro migliore. Mm. Che bello, mi piacciono. Ti piace la domanda? Sì, Dai, sì, dai, grandi, dici grandi, qualcosa di grandi, più. grazie a tutti. Dai, Dimmi. dici qualcosa di più sul tuo libro, dai. Allora, del mio libro cosa posso raccontarvi? Innanzitutto devo ringraziare tutti i ragazzi sotto perché per me siete ragazzi, indifferentemente, tutti ragazzi e ragazze, quindi grazie per le domande molto belle, molto mirate, molto ponderate e azzeccate tutte, quindi grazie di cuore perché mi è piaciuta, c'è stata un tin 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 tin, è da un po' che non mi capitava, se non che in certi altri ambiti, però bella, grande. Complimenti Giovanna per il tuo pubblico e quindi a Donato perché veramente grazie. Detto questo, il mio libro, cosa posso raccontarvi? Che è in bilingua, questa bilingua, io ti dico, mi ha veramente aperto un mondo. Poi l'ho scritto anche un pezzo teatralmente, perché se mai qualcuno avesse quella idea di farlo anche un pezzo di teatro, si può anche fare. È veramente predisposto per tutti, perché io stamattina, vi svelo questo, l'ho letto, l'ho presentato a dei ragazzi che sbagliavano dai 13 ai 25 anni, è piaciuto. Quindi ne hanno letto anche un pezzo ed è stato molto entusiasmante la loro caparbietà proprio nell'apprendere per quanto erano molto giovani, perché comunque è proprio l'età di quello che stavamo dicendo poc'anzi. Poi che dirti, anche per un film ci sono dei tratti
e dedicato veramente a tutti, perché ciò che scrivo, secondo me deve essere letto sotto tutti i punti di vista, con tutte le sue sfaccettature. Quindi l'uomo di 60 anni ha un'opinione, il bimbo ne ha un'altra, un po' come il famoso Piccolo Principe, che a ogni età che leggi trovi la tua geometria e la tua essenza. Tutto lì. Quindi automaticamente, secondo me, ogni libro che faccio, che ne faccio di vari tipi, di vari modelli, e sempre molto brevi, perché secondo me l'attenzione va nella prima pagina, un po' sai come i famosi giornali, le prime 5-10 righe che ti deve prendere e sei attento, quindi l'attenzione ti deve subito colpire e dire ok, lo finisco, però l'ho capito, quindi è molto semplice, non è articolato, zizirgolato in parole strane, no, è molto proprio semplice, non mi piace usare parole, sinonimi particolari troppo strutturati perché deve essere proprio per tutti. Perché oggi ho avuto l'occasione di capire che a volte noi sottovalutiamo che capiscono tutti le parole dell'italiano, ma invece a volte può capitare che non tutti sappiano il nostro gergo. Quindi secondo me è giusto che anche tante altre persone lo riescano a capire. È vero. C'era una domanda prima, gentilmente, signor Rinaldi, può mettermela? C'era una domanda da farti, ma è sparita. Ah, me l'ha messo, grazie. Michele De Simone, grazie, ci ti dice. Facciamo domande molto profonde, come autodidatti giornalisti. È vero. No, io faccio veramente i complimenti per il tuo parterre che c'hai, perché sono veramente persone, non improvvisate, ma con un carattere, per quanto tu mi hai detto le domande, quindi io non le conosco giustamente, ma con, un buonissimo intelletto, che riescono a carpire tutto ciò che io voglio emanare tramite le parole e anche la mimica del viso e di mani, perché l'ho detto anche già all'inizio, io vi saluto così non vado a interrompere la Giovanna quando parla, quando io vi vedo sotto, perché secondo me è giusto il gesto salutarvi quando vi vedo entrare. Poi giustamente non riesco a leggere perché è troppo piccolo e ho problemi di vista, quindi non vedo cosa scrivete. Sì, Ah, è molto piccolo, quindi io faccio fatica, ma indifferentemente il saluto o l'applauso è un grazie. bene, bene. Allora, senza di me, allora, Gabri Gaio ti chiede, cosa ne pensa della geometria del cuore? Io seguo molto archeosofia e esoterismo gnostico. Per me è la strada giusta. Per lei? Allora, la geometria del cuore, dal momento che tutta la roba, tutti i sentimenti nascono dal cuore, sono puri e sinceri, per me ciò che nasce dal cuore è veramente un regalo. L'importante è che sia fatto dal cuore, che venga prodotto con amore e venga regalato senza un domani, senza pretese. Bisogna, secondo il mio punto di vista, donare e dimenticarsi di averlo donato, perché quello è il vero valore per me stesso, ovviamente, ed è opinabile il mio pensiero, perché questo è quello che penso io, poi gli altri possono anche pensare diversamente, è rispettissimo, io rispetto tutti, ma nello stesso tempo io credo che dono e me lo dimentico di donarlo, di averlo fatto, perché l'amore assoluto è dare qualcosa a qualcuno e nello stesso tempo, ehm, creare gioia. È vero. Mh, Anche- Ma io ti conosco bene, ho letto tutti i tuoi libri, effettivamente è quello che dici. Eh? Positivo. sì. Comunque ti stanno Eh, scrivendo da tutta l'Italia, eh? Ti stanno scrivendo da tutta l'Italia. grazie. Poi tu puoi lo stesso rispondere quello che ai commenti, così chi magari Okay, non ti ha sentito può leggerlo. Capito? perfetto. Sì. No, no, i tuoi Io libri, premetto una eh, di, no, di- io premetto, risponderò di notte.
perché Ah, di giorno sono veramente con il fiato sul collo per far tante altre cose e corro contro il tempo per quanto non si possa mai recuperare, perché il tempo passa troppo veloce, dovremmo averne di più, ma non ce l'abbiamo. Quindi di notte solitamente mi metto a rispondere, infatti anche te quando mi vedi io ti rispondo di notte, tu dormi già perché non ce la faccio prima. ma tranquilla perché io vado a letto a mezzanotte e mi sveglio alle 4, per cui... Vedi eh, che siamo lì, eh? ma perché le ispirazioni per scrivere vengono di notte, perché c'è silenzio, Sì, nessuno ti disturba, ti concentri, sì. invece di giorno ti Brava. distrai, fai una cosa, ma no, siamo tutti uguali da questo punto di Sì, vista, secondo vero? me pure. Questo punto Sì. di vista è bellissimo. No, ma ha fatto piacere, dai, se hai qualcos'altro da dire, se non Anche a me. arrivano domande, perché alcune domande poi arrivano dopo, Sì. perché c'è chi ha da Ok. fare, magari lavora il sabato e allora scrivono dopo Sì. e tu tranquillamente li puoi... Ah, c'è un'altra domanda. Ultima Ok. domanda. Cosa pensa dell'ecofemminismo? E da Gabri Gaio. Perdonami, ma non ti ho sentito. Cosa Non ho pensa sentito. dell'ecofemminismo? Cos'è? Femminismo ecologico? Ecofemminismo. Eh, eh, Ecofemminismo. se formula meglio la domanda riesco a risponderle. Detta così ci sono mille risposte. Non è specifica. Cioè, sì, è Magari lo fai dopo. generale, però Magari rispondi se dopo. fosse... Lui magari poi te la Ma specifica. Ah, ho scritto un'altra cosa. Io con Donato dimmi. Rinaldi ho ho combinato dei casini. State sereni con me, sono la prima a fare caos. Tranquilli, Allora, tranquilli. vediamo, Michele De Simone cosa scrive? Di notte. Spesso diamo il meglio di noi, è vero. Purtroppo io, purtroppo io spesso dormo. Fortunato, ne voglio anch'io qualche, anch'io qualche ora. Beh, ma forse siamo più noi donne che rimaniamo svegli o no? Magari loro dormono qualche ora Secondo... in più. Ma sai che ti dico che ho trovato gente che più o meno è come noi che sta sveglio di notte, comunque. Anche Beh, tanti mio uomini. marito dorme di più di me. Mio marito è sul divano, sulla poltrona. Eh, Io invece col computer, cioè ascolto le sì. trasmissioni, perché io mi scelgo i programmi. Mi scelgo i programmi e sono concentrata e li ascolto. Invece lui Vedi? cosa fa? Mette un canale, si addormenta, poi c'è la pubblicità, cambia, alla fine non ci capisce niente. C'è più nulla. Invece se vedi qualcosa che ti piace lo segui. C'è una domanda sotto, mi sa, Giovi. Sì, sì, sì. Allora, Anna Maria Vert, complimenti Giovanna a te e alla tua ospite. Buona life. Grazie di cuore e ringrazio. Poi cosa scrive Gabri Gaio? Anche io soffro di insonnia. Lasci Insonnia. perdere. No, Insonnia. no, Ah, io dormirei io mando un volentieri. maschietto. Eh? No, io dormirei volentieri, non soffro di insonnia, dormirei volentieri, però il tempo veramente mi manca e a volte non è, devo farlo, quindi sono dietro per tante altre cose che devo adempiere e finire, quindi un po' di sonno lo farei volentieri, veramente, quelle 2 ore in più non mi farebbero proprio tanto male. Ma tu hai due bambine piccole? Hai due bambine No, piccole? io c'ho una bimba di 15 anni e mezzo che fa 16 quasi. Ah, Quindi, giustamente devi stare dietro, devi fare, devi cioè giustamente c'è anche lei e quindi voilà. la Eh, responsabilità. sì, Bene, mi fa piacere. Comunque dai, è dai, stata una bella sì, chiacchierata. Se molto. poi arrivano altre domande rispondi con calma. È un Okay. bellissimo libro, io l'ho letto, come ho letto tutti. Un'altra domanda, nel senso, allora, Gabri Gaio, nel senso rurale del termine, animalismo, chakra e donna animale. Ho capito. Quindi cosa vuol dire l'eco? Nel senso rurale Donna del termine. Dimmi, hai capito? l'istinto. Io praticamente per me la donna deve essere comunque, donna, fa 1000 cose e quindi secondo me nel vero senso della parola la donna è universale come l'uomo è universale. Io vi metto tutti e 2 a pari ugualità. Non c'è la differenza tra donna e uomo per me. Per me siamo tutti uguali. Cioè D'accordo. non sussiste uomo sì, donna no, donna sì, no,
siamo tutti allo stesso piano e bisogna sempre, questa la dico proprio a voce alta, rispettarci l'uno all'altro, la donna all'uomo, l'uomo alla donna, sempre, in qualsiasi situazione. Sì. Quindi per me siamo tutti uguali e vige il rispetto, sempre. Perdonami. Concordo perfettamente con te. Io, guarda, sono sposata da 50 anni, però c'è la nostra libertà. Io mi vedo i programmi nel mio computer, se lui si vede i programmi in televisione. Lui vuole uscire con i suoi amici, è giusto che lo faccia, sono tutti pensionati. E io mi dedico al sociale, mi dedico... Cioè, ci deve essere questa libertà, questo tipo di libertà. Brava. Sei d'accordo? Penso che siano tutti d'accordo, no? D'accordissimo, 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 pienamente d'accordo, è perfettissimo l'idea. Per quello dico, sai che a volte ti dicono, no, io sono proprio d'accordo. È arrivata un'altra domanda. Iurino Maria ti chiede, io penso che con la sua grande personalità ha già risposto a questa domanda. Io penso che con la sua grande personalità ha già risposto a questa domanda. Grazie mille, di cuore veramente Gabri a tutti. ti mando un cuore, Gabri, aspetta, io non sono capace, oddio, aspetta, così, ecco, si vede, non lo so, aspetta, si vede? Sì. È un cuore? Non sono capace. Io faccio qua così. Grazie veramente. Allora, a questo punto ti ringrazio di aver partecipato alle domande che ti hanno fatto per il tuo bellissimo libro. Speriamo di averti ancora tra di noi. Ringraziamo Donato Rinaldi che ci ha passato le domande, ci ha dato questa possibilità. E alla prossima, dai! Alla prossima, ragazzi. Ciao un bacione a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao.